Il questore della provincia di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha adottato, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, un provvedimento di sospensione di un'attività relativa a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevanti del tipo pub nella centralissima via Atenea di Agrigento. In particolare, nella giornata di ieri, il personale della divisione della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Agrigento ha eseguito il provvedimento di sospensione dell'attività di esercizio pubblico, in quanto a seguito di un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza di Agrigento è stata accertata la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 18. L'attività al predetto esercizio pubblico è stata sospesa per giorni 3. Il sopra narrato provvedimento è stato adottato in virtù della titolarità da parte del questore di sospendere e revocare la licenza di un pubblico esercizio che costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini. Tale potere è diretta espressione dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza allo scopo di tutelare la sicurezza e l'incolumità della collettività, in special modo quella giovanile, messa a rischio sia dalla somministrazione di bevande alcoliche a minori di età che dalla presenza negli esercizi pubblici di soggetti controindicati e finanche dediti al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, in occasione dei servizi e sicurezza pubblica disposti dal questore per la Movida Agrigentina, il personale della divisione della Polizia Amministrativa della Questura ha effettuato altri controlli amministrativi a diversi esercizi pubblici nel centro città. A seguito di detta attività finalizzata al controllo soprattutto delle strutture commerciali, di ritrovo dei giovani anche per la verifica delle idoneità dei locali e delle attività svolte al fine di garantire la corretta fruizione degli stessi e l'incolumità degli utenti, sono stati erogati a 2 titolari di esercizi pubblici del tipo pub diverse sanzioni amministrative per un corrispettivo di oltre 5.000 euro.